così diversa qui vicino a me. Sorridi se ti chiedo il perché. Vuoi sapere tutto chi è attorno a te, ma non vuoi lasciarti andare, non ci stai e te ne vai. Luci ed ombre fanno parte ormai di te, la tua presenza lascia un segno e non lo sai. Non so se restare o andare via da qui. Corro il rischio ma io so che voglio te, che amo te. Celeste, il mondo gira attorno a te. Celeste, sei da sola dove vai, in strade deserte, gli occhi miei ormai vogliono guardare dentro ai tuoi. Celeste, stai con me. Quei silenzi sono urla che non fai. Nel tuo sorriso vedo la tua libertà. Le mie speranze spente chiuse all'angolo, i miei sogni sono incerti senza te, senza te. Celeste, non mi dai quel che sei. Celeste, lascia tutto e stai con me. In stanze d'estate, gli occhi miei ormai vogliono capire cosa sei. Celeste, resta qui, in quella stanza è ancora tutto lì. E tu sei andata via, non sei mai stata mia. Bravissimo, bravissimo Alessandro, ripeto rigorosamente dal vivo perché è giusto dirlo, perché la fatica è tanta. Ascolta Alessandro, hai sentito prima l'assessore che ha detto le baby gang sono nostre, sono ragazzi nostri. Ti è mai capitato di incontrare qualche bulletto di una baby gang? Beh sì, sicuramente mi è capitato, però cerco di stare alla larga da quegli ambienti, insomma. E come li vedi questi ragazzi? Cioè, secondo te è un grido d'aiuto che stanno facendo proprio perché non hanno una famiglia solida alle spalle come invece ce l'hai tu e tanti ragazzi che vengono a cantare e a suonare qui da noi? Sì, penso che molto dipende dal contesto in cui sono inseriti, quindi è chiaro che bisogna fare qualcosa per aiutare prima di tutto le famiglie in difficoltà per risolvere questo problema. Allora noi adesso vedremo l'assegno che ha aiutato una nostra persona in difficoltà che voi avete conosciuto. Intanto salutiamo altre due mamme coraggio, se ne sono uscite due, ne sono entrate altre due, Meni Nicoletta e Zanon Daniela. Grazie, grazie ancora a voi di essere qui questa sera. Anche a voi faccio la domanda, perché siete diventate mamme coraggio? Cominciamo con te Daniela. No, Nicoletta. Nicoletta, stasera qui nomi mi voga alla grande. Niente, praticamente abitando nella nave
Tu abiti nella nave? Sì, io Perfetto. abito nella nave e c'erano delle persone, dei vagabondi praticamente, che si erano appropriati a noi fuori degli appartamenti abbiamo delle cantine e gli appartamenti vuoti, giustamente c'erano anche queste cantine abbandonate e loro arrivavano la sera e dormivano praticamente là dopo di tutto, come fosse un appartamento per loro, mondizie, di tutto. Perciò si impadronivano del vostro territorio? Sì, e vivevano sulle scale e da una sera, dai 2, dai 3, è cominciato così che un gruppo di mamme, di 5-6 mamme, di tutte le età, perché ci sono anche persone anziane. Ho visto, anche nonne, nonni. Nonni, e alla sera, finito di cenare, e facevamo il giro del quinto, quarto, terzo piano per dare disturbo a queste persone che venivano a dormire. Quando voi arrivavate questi si allontanavano, cioè capivano che voi in qualche maniera eravate là proprio per mandarli via? Certo. Avevate paura, Nicoletta? Coraggio no. Ecco, perciò l'unione fa la forza. Coraggio no, giustamente, anche perché essendo donne, insomma, non si sa poi mai chi hai davanti. Daniela, cosa vuoi dire? Tu abiti nel quartiere anche tu Altobello, non nella nave ma un altro appartamento. Io fino a 8 anni fa abitavo anch'io nella nave con i miei genitori, poi sono andata di fronte in pratica sulla via Fornace, che è una via privata, e anch'io ho fatto le stesse cose che ha fatto la Nicoletta. Cioè ti sei sentita quasi in dovere di cercare di migliorare la vita del quartiere? Perché comunque io sono proprio nata nel quartiere, era un quartiere vivibilissimo. Prima si stava benissimo, ci conoscevamo tutti, ognuno sapevamo i problematiche dell'altro e quindi ci davamo una mano. Adesso è un quartiere che è veramente, specialmente per i nostri figli. Perché il problema è l'assessore Desse, non so se avete sentito che eravate qui fuori, ha detto noi ci siamo, voi chiamate, oltre a chiamare noi chiamate il 112, 117, chiamate che noi vi risponderemo. Ma sicuramente loro hanno sempre risposti, però non è che possiamo stare su alle 2, alle 3 di mattina, che noi lavoriamo tutte e quindi il problema diventa anche all'1:30 di notte, alle 2 di notte, noi non è che facciamo, insomma siamo mamme e abbiamo comunque un lavoro. Cosa ti sentiresti di chiedere allora tu all'assessore, come la prima cosa, cioè l'appello che vuoi fare all'amministratore in generale? Allora, che intanto mettessero a posto questi appartamenti che sono sfitti da 20 anni. Sentite? Sfitti da 20 anni e quindi è proprio una vergogna con tutta la gente che ha bisogno. E quindi questa cosa qua fa un degrado assoluto perché vengono proprio abbandonati automaticamente, giustamente o non giustamente la gente avrà anche bisogno e aprono questi appartamenti e quindi arriva un po' di tutto e non va bene. E in più questi restauri che hanno fatto non è possibile che a 20 anni che stanno facendo restauri e non è mai finito. Perché io adesso abito in via Fornace e abbiamo proprio anche dei problemi, hanno aperto la strada, allora, per andare a buttare via l'immondizia dovevamo fare un giro perché comunque hanno fatto cantieri che non puoi passare. Il quartiere vive bene se gli appartamenti sono affittati da gente per bene, giovani, anziani, disabili, però ha bisogno di essere vissuto. Cosa vuol dire Nicoletta? Stessa cosa che ha detto Daniela, noi ci troviamo nella nave con appartamenti chiusi da 20 anni. Sentite? E non è giusto, c'è tanta gente che ha bisogno. Anche perché ho visto Nicoletta, erano anche belli appartamenti appena ristrutturati, cioè, adesso cominciano ad avere i segni del tempo e non va bene perché danno su danno, come diceva il marito di Angela, cioè se li lasciamo là non ne finisce più, il danno diventa sempre più grande. No, ma qua non è giusto, ci sono appartamenti che sono chiusi da 20 anni, su 102 appartamenti ce ne saranno 35 chiusi e non trovo giusto con tutte le famiglie che hanno bisogno, con persone che vivono in alberghi e pagati dal comune quando gli appartamenti sono chiusi. Se gli appartamenti vengono affittati, c'è più gente, c'è più sicurezza e non trovo che su 102 famiglie ne vivano 40-50 e restano chiusi. Cosa vuoi aggiungere? No, mi volevo aggiungere appunto che venisse a anche a gente giovane
Cioè, perché il quartiere Sposi, coppie, ma sì, computei anche, perché le case anche grandi di 3 camere, di gente a modo, diciamo. Stessi appartamenti. Appunto. Questo è il discorso. Quello che non manca mai invece ogni settimana è l'assegno solidale. Andiamo a vedere. Ciao grande famiglia, oggi siamo a Camisano Vicentino, c'è il sindaco che ci aspetta con una persona che voi avete già conosciuto, che ha bisogno di noi e noi siamo arrivati, andiamo. Eccoci qua, permesso, dov'è il nostro sindaco? Eccolo qua, buongiorno sindaco. Buongiorno. Siamo con il sindaco, l'assessore di competenza, buongiorno assessore, e la nostra Roberta che è venuta in trasmissione da noi sindaco chiedendo aiuto. Noi ci siamo sentiti telefonicamente, l'ho chiamata, lei si è informato che giustamente non è che possa conoscere tutti i casi, e poi una frase che mi ha colpito, lei mi ha detto è una brava donna. E io sono qua, perché quando sono brave bisogna esserci. Cosa è successo, sindaco, dalle informazioni che lei ha potuto apprendere? No, io quando lei mi è chiamato, essendo la signora residente nel nostro comune da pochi anni, mi pare arrivata nel 2010, non le conoscevo, anche se il cognome della signora è un cognome tipico camisanese, ce ne sono moltissimi. Allora mi sono attivato attraverso i servizi sociali, anche l'assessore, a chiedere se aveva conosciuto la signora in passato, perché se uno ha del bisogno noi siamo sempre qua. Allora l'assessore mi ha informato, mi ha detto che tramite la cooperativa la signora aveva trovato un lavoro anche se temporaneo in un comune limitrofo, e che dalle informazioni che aveva avuto erano molto contenti, che hanno detto che era una brava signora. Allora se una brava signora si aiuta, però anche lei una volta ha detto si aiuta chi ha bisogno, non chi si merita. Se no potrei chiudere anche domani. Ecco. Allora sindaco, il problema è che adesso ci sono un'infinità di persone che hanno bisogno di aiuto perché hanno perso il lavoro, per problemi di malattia, per vari problemi, ed è giusto far respirare queste persone, perché non è colpa loro se è arrivata la crisi o si sono ammalati oppure si è rotta la famiglia. Cosa vuole dire a questi poveri, sindaco? Ma io devo dire proprio questa mattina l'assessore ha ricevuto un signore giovanissimo che nonostante la sua giovane età ha subito 3 bypass. È venuto in studio da me e io gli ho detto sabato mattina l'assessore riceve, ho raccomandato, è logico che con le restrizioni economiche che i governi hanno applicato nei nostri comuni, e voi lo sapete, non possiamo dare uno stipendio a chi ne ha la necessità, però una bolletta della luce o del gas, una rata dell'affitto, eccetera eccetera, fin là ci arriviamo, e dopo cerchiamo, se come nel caso della signora, trovare un lavoro anche se momentaneo, ma non soltanto perché la persona che trova lavoro ha un ritorno economico, ma perché non si sente più umiliata, non si demoralizza, si sente realizzata nel suo essere capace di offrire un servizio agli altri. Ecco, in effetti quello che noi cerchiamo è di dare ascolto a queste voci, delle volte chiedono anche semplicemente di essere ascoltate, che non vengano chiuse le porte in faccia, perché per loro è un momento drammatico quello di chiedere. Tanto è vero che la signora Roberta, quando è venuta da noi lunedì scorso, si è sciolta in un pianto, non ce la faceva più, talmente era l'ansia, era la disperazione, questo dire come faccio ad andare avanti. Mi fa molto piacere che intanto sia arrivato un po' di lavoro, anche se temporaneo, perché questo dà dignità a queste persone, questo che dà dignità alle persone, il lavoro. Poi noi arriviamo con l'ossigeno, che sarebbe l'assegno, tanto per rimetterli in gioco, però aver trovato lavoro, anche se temporaneo, è una bella cosa. Cosa vuol dire per lei sociale in un paese anche piccolino, anche se non è tanto piccolo, però quanto vicini bisogna essere alle persone in difficoltà? Ma guardi, la cosa che ho detto anche a casa è che da quando ho iniziato
questo percorso nel 2014, io non pensavo che in un comune di 11.000 abitanti, quasi 12.000, ci fossero così tanti casi. Onestamente da privato cittadino non si viene a conoscenza di tutte le problematiche che ci sono, ma veramente ce ne sono tante. Come dicevo prima con la signora, purtroppo noi ci troviamo, come comune, ci troviamo in una situazione molto difficile, perché molte volte si prendono delle decisioni a livello centrale che poi ricadono sui comuni e il comune fa fronte con quello che può. Ma veramente sono molteplici i casi, a volte non sai nemmeno da dove iniziare, perché si incastrano più problematiche che sono veramente difficili e noi con quel poco che abbiamo cerchiamo di dar fronte, di dare, come dice giustamente lei, anche una parola, ascoltarli, stare lì, fare una chiacchierata di mezz'ora per vedere di almeno risolvere in parte quelli che sono i loro problemi. Un po' di ossigeno. Pensi che noi abbiamo chiuso gennaio 2019 rispetto a gennaio 2018 come Banco Solidale, come presenze abbiamo 50 famiglie in più rispetto a gennaio 2018, abbiamo proprio chiuso l'altro giorno proprio perché voglio proprio monitorare, direi mensilmente, questa situazione, e se io il mese di gennaio 2019 lo apro con 50 casi estremi, perché quando arrivano al Banco Solidale sono casi estremi, vuol dire che qualcosa non sta funzionando. Cosa dice Sindaco? Sicuramente io penso che i governi centrali devono dare più la possibilità ai comuni, che dal punto di vista costituzionale l'ente più vicino al cittadino, di poter dare delle risposte. Certo. Io volevo fare presente ultimamente il Tribunale dei minori ha stabilito che una bambina del nostro territorio deve essere messa in una comunità. Messa in una comunità una bambina vuol dire 150 euro al giorno, sono 60.000 euro in un anno, vuol dire spendere tutto il bilancio del sociale. Per non risolvere poi il problema, perché la bambina viene strappata alla famiglia, esatto, ed è un dramma che si porterà a vita per tutta l'esistenza. Per cui quando noi diciamo cercate di darci la possibilità, lo chiediamo per poter essere utili ai nostri cittadini. Se non sono casi di maltrattamento, basta togliere questi bambini a queste famiglie. Avete sentito appartamenti sfitti che ci sono? Lasciamo i bambini con i loro genitori, state traumatizzandoli per tutta la vita. Sono segni indelebili che nessuno mai cancellerà. Lavoriamo sulle famiglie, basta togliere questi bambini innocenti. Apriamo le buste che è meglio, poi se no mi arrabbio ancora di più. Allora, prima busta arrivata al Banco Solidale, guardate. Giustina, 20 euro. Ecco, queste sono le nostre donne, le nostre famiglie, i nostri anziani, che pensano per gli altri. 10 euro Italia. E poi è morta una poetessa, Elisa Borin, Sala. In memoria di questa poetessa, la famiglia ha deciso di devolvere questi soldi ai veneti schiacciati dalla crisi. Non è la prima volta che queste famiglie, questi familiari sono vicini a questi veneti schiacciati, mi chiamano e danno il contributo 100, 20, 40, 60, 70, 185 euro. Ecco, questa è la raccolta che i familiari di questa poetessa, e rilego il nome, Elisa Borin, Sala, hanno deciso di devolvere ai veneti schiacciati dalla crisi. Io ho fatto questa apertura di buste tra il primo e il secondo tempo dell'assegno, poi vedremo la seconda parte, per farvi capire cosa ha detto il sindaco e l'assessore. L'assessore ha detto: non avrei mai immaginato che ci fossero così tanti casi di nostre famiglie che non ce la fanno più. Cosa, dopo aver visto e sentito queste parole, cosa vuoi dire, Angela? Che è una verità, che c'è tanta gente che sta male, ma tanta, anche l'anziano che ha 500 euro al mese di pensione, il minimo, cioè paga l'affitto, paga i bollette e robe, proprio i mangia pa il latte tutto il mese. Nicoletta? Ha ragione l'Angela, veramente stiamo tornando indietro invece di andare avanti.
Daniela? Sì, anch'io penso la stessa cosa, quindi... Voi che vivete poi su quartieri anche con famiglie che hanno problemi di anziani, capite ancora di più quanto importante è ascoltare e far respirare queste persone. Specialmente. Cristina? È una realtà, purtroppo, amara, che vivono tante persone e che anche, dico io adesso, solo semplicemente un aiuto, magari anche, non so, un po' di frutta, se puoi portargliela, un po' di qualcosa, loro la apprezzano. Ma soprattutto anche l'ascolto, certo, di sentire qualcuno che li ascolta, qualche voce. Certo. Pensate che ho degli anziani che mi dicono: Mirella, stai un po' al telefono con me, perché sto diventando muta, non riesco più a parlare, non vedo mai nessuno. Seconda parte dell'assegno. Allora, quella sera non riuscivi a parlare, talmente era l'imbarazzo, anche diciamolo così, proprio a dire guarda cosa devo fare per farmi aiutare. Cosa vuoi dire invece questa settimana? Perché mi sembra che per te qualcosa di rosa sia diventato. Sì, ringrazio tantissimo lei particolarmente, perché è una persona che veramente merita tanto, ha un cuore grandissimo, e i signori De Luca e il signor Sindaco che veramente... c'ho pure vergogna, sei persone meravigliose che non ho parole. Racconta in breve cosa è successo nella tua vita, per chi magari non ti ha visto lunedì sera. Cosa è successo nella tua vita, Roberta? Sono tornata qui dopo anni per assistere mio padre. Perché tu eri originario, dove vivevi? No, io sono di Grisignano. Però vivevi? Vivevo giù al Meridione, facevo la redattrice, l'ho fatto per tanti anni, poi sono tornata qui, ho mandato curriculum dappertutto. Perché tuo papà si è ammalato, perciò hai dovuto lasciare il lavoro e venire a Camisano. Sì, assisterlo, esatto. E all'improvviso è crollato tutto. E poi non trovando lavoro, sì, quando è morto lui in particolar modo, perché per me lui era la mia famiglia, senza tante spiegazioni, lui era la mia famiglia. Però ho sempre cercato di lavorare e ho fatto con piacere fare la badante, perché io amo molto le persone anziane, perché li vedo fragili, per cui non lo faccio per lavoro, però lo faccio anche perché... Cosa vuol dire per te, Roberta, trovare, anche se, come dice il sindaco, al momento è un po' precario, ma c'è un lavoretto, avere un qualcosa da fare, sentirsi utile e rendersi utile? A recuperare la mia dignità. Allora Roberta, adesso noi assieme al sindaco e all'assessore ti consegneremo un assegno. Allora, questo è l'assegno che verrà monitorato dal sindaco, giustamente, perché sono soldi della grande famiglia, anche di pensionati che hanno poco. Prego, sindaco. Anzi, facciamo così, lo consegni lei alla signora Roberta, sindaco, anche se della grande famiglia è lei il garante, perciò penso che l'abbiamo dato in buone mani. Ecco, signora. Ecco, io volevo cogliere l'occasione per ringraziare la signora Mirella, la Rete Veneta e il suo direttore Baciali, che permette l'inserimento di queste iniziative nei programmi televisivi in un momento così delicato che vive la nostra regione e il nostro Veneto, con migliaia di persone che sono in difficoltà. Quindi grazie infinitamente Mirella, e ti prego di trasferire anche i nostri ringraziamenti al direttore dottor Baciali. Assessore, vuole aggiungere qualcosa? Io non posso che anch'io essere a fianco alla signora per ringraziare lei che mi ha fatto conoscere la sua realtà, e un minimo di soddisfazione, anche se per un lavoro temporaneo, per averla almeno sistemata momentaneamente. Per cui questo, diciamo, sono le piccole soddisfazioni che questa attività ci porta. Io dico sempre che bisogna fare squadra, cioè bisogna fare rete, da soli non si va da nessuna parte, facendo rete si può trovare un lavoro, si può dare un po' di sollievo e soprattutto far ispirare queste persone. Cosa vuoi dire, Roberta, alla grande famiglia di Rete Veneta? Che siete fantastici, senza di voi penso che tante persone soffrirebbero tanto.
Grazie a questa grande famiglia che mi permette ogni settimana di portare un po' di ossigeno a queste persone, a questi volti straziati dal dolore e dalla disperazione, che non trovano risposte, però qualche volta venire anche ai veneti schiacciati aiuta, perché come avete visto non sempre, non abbiamo la bacchetta magica, però qualche volta riusciamo a trovare un lavoretto, dare un supporto, dare un ascolto che è molto importante per questi anziani che hanno solo la sfortuna di essere nati e vissuti su momenti sbagliati, difficili, ma che per loro continua la tragedia perché le pensioni sono troppo basse e loro non ce la fanno. Se non trovano un lavoretto non riescono a vivere. Torniamo a voi, Angela. Allora torniamo a questo quartiere Altobello, che è molto importante far vedere e capire, perché uno passa per Corso del Popolo, sembra che Mestre sia tutta luce e lustrini, invece poi c'è questo problema che arriva la notte e anche i quartieri più belli, anche i residenziali, vivono un problema di sicurezza. Sì. Ma infatti volevo fare anche un appello sulle luci del quartiere, nel parco, perché c'è tanti punti ancora bui. Ecco, un altro appello allora. Che questo, cioè, dove che c'è chiaro, regna meno dei disonesti, ecco. E basta, si spera sempre che questi abbia capito i nostri messaggi, perché lotte e anni che femo. Però voi avete visto adesso che c'è anche un presidente che ha detto qualsiasi cosa, chiamate, fate le segnalazioni che noi ci saremo. Se poi non lo fanno venite qui dalla Mirella e noi diremo: Presidente scusi, quella sera noi abbiamo fatto vedere, lei ha detto così, perciò davanti alle telecamere fanno anche fatica di ritornare sui propri passi dicendo ma non è vero. Perché lui ha detto fra poco verranno assegnati questi appartamenti ad anziani, disabili, a giovani. Cosa vuoi dire, Nicoletta? Siamo stufi di essere dimenticati e esistiamo anche noi. Cosa vuol dire vivere in una nave con 100 famiglie? Praticamente non siamo andati a abitare là appena costruita e diceva giustamente Cristina che era anche un design innovativo, cioè era qualcosa veramente di utile e di bello. Certo, puoi aiutare la persona a fianco, poi ci conoscevamo tutti, che adesso non ci conosciamo più nessuno, per rimasto pochissimo. Pensate che gli appartamenti, poi vedrete nei prossimi filmati, non sono divisi, cioè ognuno corrisponde all'altro, perciò uno può uscire, trovare l'altro inquilino, fare due parole, i bambini possono correre anche su questa grande terrazza che unisce, perciò sono anche, in un certo momento una signora mi diceva, sono anche al sicuro, però poi c'è il degrado che qualche famiglia non riesce a capire, che si deve comportare bene. Educazione civica. Daniela. Io sono, come la Nicoletta, sono vissuta nel palazzo proprio la prima intestataria dell'appartamento con i miei genitori. Allora, prima era autogestito dai nostri papà e infatti il palazzo era tenuto benissimo. Sentite? Dopo siamo andati proprio, i vecchi sono morti, i papà, i genitori sono morti purtroppo, e noi non abbiamo avuto più questo potere, perché comunque noi siamo molto impegnati quasi tutti. Ma il problema non solo degli appartamenti vuoti, vorrei dire, il problema è che anche questi assistenti sociali che gli danno gli appartamenti a gente che è bisognosa, li devono seguire, non possono dargli gli appartamenti, lasciarli là, e questi vivono senza acqua, luce, gas, con un degrado allucinante e seguiti da nessuno. Ma voi fate le segnalazioni ai servizi sociali? Noi abbiamo fatto segnalazioni a tutti. Anche foto? E in questa maniera... Ma non c'è un assessore alla casa, perché so che c'è anche un assessore alla casa, chi mi risponde? Io dovrei, secondo me, chi affida questi appartamenti a questi casi sociali, secondo me gli assistenti sociali dovrebbero mettersi in testa di seguire queste problematiche, non dare l'appartamento e basta, se no devono metterlo su qualche ospedale, su qualche posto dove che sono seguiti. Cioè vanno monitorati. Sì, non possono vivere da soli, perché questa gente qua è gente problematica. Non che devono essere pericolosa, problematica, e in più non riescono, perché comunque è gente che ormai non paga l'affitto, non paga luce, quindi vivono su un appartamento disastrato, e la gente in fianco, dobbiamo dire che il palazzo dove abitavo io è un palazzo di vecchi,
La gente non può chiudersi in casa perché ha paura di essere percosso o paura di portare fuori l'immondizia per trovarsi in situazioni un po' di disagio. In centro Mestre, perché noi parliamo che siamo in centro Mestre. L'ho detto anche prima. È una vergogna. Sì, no, stavo riferendo al discorso che faceva Daniela. Allora, noi fondamentalmente, come penso sia il pensiero di tutti, non è che vuoi male alle persone, cioè non vuoi escluderle, però l'integrazione fatta in questa maniera non funziona. Allora, come giustamente diceva lei, tu se vuoi mettere dei casi, chiamiamoli sociali, per aiutare anche queste persone magari a riscattarsi, intanto devi mettere delle persone che hanno dimostrato voglia di volerlo fare, ok? E devi comunque seguirle, perché non puoi lasciare che l'integrazione o si faccia carico la persona che abita vicino, perché la cosa non succede, soprattutto se sono persone che non dimostrano assolutamente di volerlo fare. Continuiamo il viaggio in questo quartiere Altobello. Ascoltiamo questa storia. Allora, Presidente, qui siamo vicino a un appartamento che ha avuto anche un abuso. 2 appartamenti che erano stati occupati, quello al piano di sopra, che è appunto dove si vede la tettoia, poi da sotto questa è la tettoia, e avevano cercato di allacciarsi calando cavi all'esterno per prendere la corrente da un'altra abitazione, mettendo quindi anche a pregiudizio la sicurezza non solo la loro ma dell'intero edificio. Qui ci sono famiglie, ci sono bambini, anziani, insomma i cavi. Ma perché questo materiale non viene rimosso, Presidente? Adesso dovrà essere rimosso tutto questo materiale, intanto sono state messe le inferriate che impediscono nuove occupazioni. Chiaramente noi abbiamo un problema in questo edificio. Il problema in questo edificio è che la ristrutturazione che facciamo, le ristrutturazioni che facciamo degli immobili in questo edificio non trovano assegnatari disposti a venirci a abitare. Nel senso che qui, prima ancora di provvedere a una riqualifica dal punto di vista edilizio dell'immobile, bisogna che ci sia una bonifica dal punto di vista sociale, perché ci sono dei contesti che una famiglia, diciamo, normale con dei bambini piccoli non può... Fa fatica a capire di vivere un contesto. Esatto, per cui preferiscono dormire sotto un ponte piuttosto che venire a vivere in un contesto del genere. Questo è un aspetto che chiaramente va concordato con altre istituzioni, bisogna fare dei contratti di quartiere, bisogna cercare di capire se è possibile dare a chi risiede all'interno di questa nave 1 la possibilità di andare a vivere in un altro contesto e magari pensare di abbattere questo edificio per realizzare un'edilizia che sia più conforme. Tipo quella che abbiamo visto prima. Tipo quella che abbiamo visto prima, esatto. Perché qui diciamo che i costi per le ristrutturazioni sono tali da essere decisamente superiore al valore dell'immobile stesso. Non vale la pena. No. Presidente, 102 appartamenti, però ancora 4 abusivi. Cosa vuole dire? Allora, 4 abusivi. Noi chiaramente abbiamo un servizio legale efficiente che ogni qualvolta ci sono degli abusi che pregiudicano quelle che sono le nostre proprietà, immediatamente fanno le denunce agli organismi competenti nella speranza che questi intervengano nell'immediatezza e quindi rimuovano gli abusivi, insomma. Però non è così semplice, anche se è abusivo, metterlo dalla sera alla mattina. No, ci sono, allora diciamo, sono dei minori, chiaramente ci sono dei problemi legati al fatto che ci deve essere l'assistenza sociale e quindi ci deve essere comunque una risposta dal punto di vista abitativo a queste persone, quindi bisogna capire se hanno dei parenti che hanno la possibilità di ospitarli, insomma è un'operazione che è più complessa di quanto si pensi. Ecco. Devo dire che però su 102 ce ne sono anche 31 che sono sfitti, e questo il motivo per cui questi 31 alloggi sono sfitti è determinato dal fatto che ogni qualvolta viene proposta a una famiglia di possibili assegnatari un appartamento in questo edificio, c'è il rifiuto per tutta una serie di ragioni, anche appunto ambientali.
cosa volevi evidenziare? Il danno che ho, l'ho appena detto, il danno che ho dell'acqua, sia in casa, che è tutto bagnato, e l'hai visto. C'è un momento proprio che delle volte ti viene da dire vado via? Sì. Ho sbagliato di fare la firma di tenere queste case. Perché è bella la casa, se vuoi te la faccio vedere dove c'è il danno. Bene. No, perché ho tutti i muri rovinati, tutte quelle robe lì. No, ma come casa non è brutta. Anzi è meglio di alcune altre che mi avevano dato. Però mai firmato, devo rimanere qua. Altro giro, altro regalo, le mamme coraggio fremono, ognuna deve dire no, non è così. Vai Daniela. No, Nicoletta. Daniela, Nicoletta, vai. Ma questo non l'hanno creato gli inquilini, la colpa è sua di loro, l'hanno creato loro lasciando liberi sfitti di appartamenti, non trovo giusto. Il Presidente è appena arrivato, non sa, forse... Ma voi altri sì che sapete? Noi ci siamo vissute e dunque è una cosa assurda quello che stanno dicendo. Perché... Cioè il sfitto da anni porta un degrado. 20 anni. Sentite, 20 anni. Ma non trovo giusto che una persona si rifiuta di venire ad abitare là. Ma quando voi lo facevate presente, l'avevate fatto presente a qualcuno che c'erano questi appartamenti sfitti? Angela si deve far così. Ma l'amministratore ha ancora persone che sono decedute da anni, povera. L'amministratrice veramente non sa più cosa fare. Ha persone che sono decedute da anni nel fascicolo che ci dà. E risultano ancora assegnatarie. Cristina. Dai, nel senso che sono situazioni assurde queste, proprio assolutamente. Ma poi non vogliono venire a abitare. No, infatti esatto, e la situazione ha creato il fatto che ancorché ci siano case libere disponibili, le persone non vogliono inserirsi in un contesto che ovviamente non ti permette di vivere, soprattutto se sono assegnate a persone anziane oppure a persone con un nucleo familiare con bambini. Cioè, sicuramente chi va a stare chi vuol farlo? Nessuno, cioè, per dire, per quello si crea questa situazione. Io Daniela, personalmente parla per te, dai. Io abitavo su un appartamento della nave 1, allora io l'ho consegnato, me l'hanno fatto pitturare, pulire e io ho consegnato le chiavi dopo un anno. Loro sono venuti a vedere se l'appartamento era a posto e io tutti i giorni telefonavo perché avevo paura che venissero degli abusivi. È il discorso che diceva Cinzia prima quando è morto il papà, dopo 2 anni mi spiego le chiavi. E quello che io ho segnato non l'hanno più consegnato, sono venuti degli abusivi. Ed era abitabile. Allora, era abitabile, era pitturato, era a posto. Allora io dico, specialmente allora questi appartamenti non vengono messi a posto una volta che vengono asfittati. Sta gente che ha bisogno, nel momento che vengono consegnati degli appartamenti, o hanno bisogno o vengono cancellati dalle liste, perché vuol dire che una persona non ha bisogno dell'appartamento, perché una persona che ha bisogno di un appartamento accetta, perché uno che ha bambini, accetta un appartamento. Certo. È inutile che dicono ma non vengono a abitare, perché gli appartamenti all'interno sono veramente belli. E non sono neanche piccoli? No, il problema è proprio l'esterno, che loro non gli hanno mai fatto manutenzione e quelli che gli hanno fatte sono state disastrose, una manutenzione peggio dell'altra, perché se prima avevi un'infiltrazione, con il restauro che hanno fatto, la manutenzione ne avevi 10 poi. Avete sentito che idee chiare hanno queste inquiline che dicono noi sappiamo cosa ha bisogno questa nave? Non ho mai avuto muffa io dentro in casa e mai avuto perdite. Da quando hanno fatto i lavori? Sabi i lavori? Ecco, le grondaie, le cosiddette tubi gialli. Che abbiamo visto. Ecco, mi piove dentro, ho la muffa. Cioè invece di aggiustare, da spaccare, sì. Insomma, a posto. Ecco, e le grondaie non hanno... Ma quando eseguono questi lavori c'è qualcuno che viene a controllare? No. Avete sentito? E le grondaie non scaricano dentro un tombino, scaricano in strada. Sul marciapiede. Dunque noi per entrare in casa, praticamente quando piove, i tombini praticamente si riempiono e noi dobbiamo andare con i stradali. C'è una passerella. Uno deve mettere, come a Venezia, le passerelle da un marciapiede per entrare su un ingresso. Angela, tengo a precisare che le famose grondaie che dice Nicoletta gialle
è il frutto del 2001 di una manifestazione fatta che ora non già era politico, Beppe Grillo, a mai più periferia in via del Bosco a Marghera, e avevamo portato a casa €1.000.000 per far restaurare la nave. E cosa che hai fatto? 4 tubi di corsai. Che si costa €1.000.000? Ecco, che ci articoli è dei giornali che Ma parlano. ne finisca, domanda, prossimo servizio. Allora, Presidente, qui siamo nave 2, però qui vediamo degrado. Cosa sta succedendo qua? Perché veramente alzando gli occhi si vede. Bisogna sistemare, siamo qui a vedere apposta, cioè non nascondiamo nulla, anzi siamo qui per dimostrare disponibilità nei confronti di chi vive in questi quartieri, di cercare di vedere innanzitutto, di conoscere le situazioni nelle quali sono costretti a vivere e cercare di fare il possibile perché si restituisca decoro a quelle che sono abitazioni pubbliche date a persone, voglio dire, che innervano la nostra comunità e che quindi hanno il sacrosanto diritto di vivere in condizioni. Sì, perché qui si faceva notare che c'era una persona anziana giustamente uscendo. Rischia di farsi male anche, certo. Rischia di farsi male, sicuramente. Qualche provvedimento utile. Sicuramente. Però è peccato, Presidente, perché con un po' di buona volontà nel tempo, se si fosse fatto qualcosa, adesso non saremmo a questo livello di degrado. Guardi, io non voglio parlare del passato perché purtroppo o per fortuna sono Presidente dell'Ater solo da pochi mesi. Per fortuna dico io. No, non lo so se purtroppo o per fortuna, però voglio dire non posso parlare del passato. L'unica cosa è che siccome rappresento comunque un'azienda che ha un passato ma che ha anche tante persone che lavorano con diligenza, impegno, cercheremo di fare in modo di dare un'immagine della nostra azienda migliore di quella che abbiamo dato in passato. Grazie, di questo la ringrazio, Presidente. Adesso siamo con Claudio che abita qui. Tu fai il controllo di vicinato, Claudio, in qualche maniera, diciamo. Per forza, perché qua se no a questo passo qua ci troviamo un altro un pochettino di neri qua per stare, ma non perché sono razzista o cosa, ma che si droga, che si roba che gira, insomma. E ora neanche delle volte visto in nana, come che fa tantissimo, 4-5 uomini, compreso il gigante, mi tocca fare tipo ronda perché si caputa i picchi, quindi. Qui abusivi neanche uno diceva. Diceva Angela questo, però che c'è gente che viene da fuori, si approfitta e vede tutto quanto che si è chiuso. Cioè spazio, si vede spazio, arriva qua con l'occasione, fa quello che ha da fare, insomma saremo, ecco. E perciò voi vi mettete in gioco? Esatto, neanche delle volte sentiamo di rumori, siamo 4-5 uomini qua, veniamo basso, anche in incognito così. Ma il Presidente stamattina cosa ha voluto dire? Che visto che qua sto Raffaele Speranzon che veramente si sta de parole, mi pare che si sta a apprezzare la sua presenza. Beh, intanto ho preso casino qua che ha detto le sue robe che ha da fare, dopo di conseguenza speriamo che insomma sia vera tutto quanto. Perché... E forze dell'ordine cosa ha voluto dire? Ma a parte che mi so colori, e mi se fossero le ori mi le schiave, ma non è verissimo. Ecco. Comunque, Angela, cosa vuoi aggiungere? Voglio dire che ringrazio il Presidente perché sei il primo che se veniva qua a farne visita. Qualche direttore sì, ma come Presidente assolutamente è la prima volta che mi... Devo cercare di riesce a fare Rete Veneta. Sì, grazie a Mirella e grazie a tutta la staff. Perché è importante confrontarvi con queste figure, va bene che c'è un ufficio, però anche che vengano a vedere. No, e soprattutto grazie di conoscerti te perché ti seguo tanto e vedo che sei una persona positiva e mi piace tanto averti conosciuto. Grazie Angela, ricambio. Bene, per oggi questa visita è finita, ci ritroviamo col prossimo appuntamento in centro storico a Venezia. Grazie al Presidente che ci farà ancora da guida. La musica è finita, gli amici se ne vanno, una mia così noi altri siamo andati là, ritorneremo. Che abbiamo visto però anche gli uomini, perché sembra che fossi solo voi altri, ma che siano calori, di notte chi va in giro a vedere che tutto sia a posto, perché gli tiene dell'incolumità specialmente nel sentito dei nostri ragazzi, perché abbiamo paura per i nostri ragazzi. Cosa vuoi aggiungere, Angela? Io voglio aggiungere una roba, che appunto sto nuovo Presidente qua,
e gabbia da recuperare, cioè no, perché se tu dargli non una bicicletta, bisogna dargli una Ferrari qua per recuperare. Sì, che diciamo ciò, speranzone, e qui prima, però che si sta fatto delle battaglie, che si sta portando dei soldi, cioè, ma sti scherzi, se fosse sta investindo in maniera giusta non saressimo qua. Ma se andai a guardare dove che si andrà a finire sto milione di lire che eri lire, no? O in euro? No, in euro. 1 milione di euro. 1.000 euro. E verrà fatto un conteggio, far vedere qualcosa? Personalmente no. No. Sentito mai nulla? No. Avete sentito? Fanno queste raccolte per mettere a posto questi condomini che secondo loro hanno bisogno di una manutenzione ordinaria e straordinaria, sono anche tanti soldini, 4 tubi sai e che ha fatto anche ad anno e spariva il 1 milione di euro. Sì, interazione nuovo che gli ha fatto. No, questo bisogna domandare io, perché gli sarà un bilancio qualcosa. E volevo fare anche un appello all'assessorato casa o chi che fa assegnazione delle case, che non può rifugiarsi, perché anche qualche assessore precedente dice ma ne vuol venire a abitare nella zona, ne vuol. Però in Gasbattuo fuori della provincia di Venezia siamo dai sotto Treviso, quando chi ristrutturare, e se ne tocca mettersi qua e andare. Se mica ho bisogno, accetto, dove, non che accetti che dà possibilità, ti vuoi questa, ti vuoi quella, ti vuoi st'altra. Tutto 70 o 200, mi togli 200, i 70 dai a qualche dunia altri. Ma ovvio che dopo diventa zone degradate, se neanche non ti dà l'opportunità a delle persone di dire ti vai, ti ha bisogno, ti vai, se no come che Gaeta Daniela non ti dà a casa, ti sta dove fuori che ti della lista. Prego Daniela. E volevo dire che comunque noi siamo un amante del quartiere. Noi ci addentriamo. Che è anche bello, perché devo dirvi la verità, rispetto a delle volte dove va la Mirella, che adesso finalmente vi faccio vedere, rimango veramente io, mamma mia, ma dove sono capitata qua? Tutto sommato devo dire che è un bel quartiere a 2 passi dal corso del popolo. Sono andata via, sono ritornata e non vorrei neanche cambiarlo per nessuno al mondo, io parlo personalmente. Sentite le radici? Le radici noi altri. In più, a fin fine noi, quando vediamo certe cose, come facevamo le mamme coraggio, facciamo anche i netturbini, perché ci armiamo, noi gli mostriamo delle foto con borse, sacche, andiamo a pulire il quartiere, perché comunque non abbiamo nessuno che viene, perché siamo dimenticati. Da Dio a noi. Però l'assessore Desti ha detto che loro fanno una presenza per quello che possono, sono presenti come forze dell'ordine. Sì, di sicurezza parliamo, ma siamo di parlare anche da parte del comune o dell'Ater, adesso non si sa i spazi dei chicchi che do robe diverse. Ecco, tu hai visto Mirella in via Fornaci che c'è la aiuola là di rose. Ecco, ti vedi bene, perché andiamo mia, Daniela, Nicoletta e 2 o 3 donne ne tar. Cioè, vi altri ne fa 6 progetti, ma bisogna anche mantenere la pulizia di questi progetti che fa sé. Uno è dell'Ater, l'altro è quando noi facciamo appello. No, perché sei dell'Ater, quando che gli va bene sei dell'Ater, quando che non va bene sei del comune. E non lo fa nessuno di do. E ne tocca farlo gli altri, e siccome che comunque più resta là, più degrado sei, purtroppo, e allora ogni tanto ci armiamo. Tagliamo anche gli alberi, la manutenzione, diciamo, però che stai anche attenti per poter passare per una denuncia, non se mi così facile a dire falso, perché anche qua la burocrazia purtroppo. Ma che vivo mi però è in mezzo a sporco, non è che vive bene che ecco, fatta la legge, fatto l'inganno e bisogna stare molto attenti. Quello che stiamo sempre attenti tutte le settimane è cosa succede al Banco Solidale. Andiamo a vedere. Siamo al Banco Solidale, oggi come potete vedere è arrivato il carnevale, guardate che abiti bellissimi sono arrivati, guardate, bellissimi, che poi danno un po' di allegria, un tocco di vivacità su questa valle di lacrime che è il Banco Solidale. Guardate che belli. Avere 20 anni Italo, guarda, mi metterei questo io. Caldo, vai, metterei questo con la coroncina. Guardate, peccato non aver 20 anni. Anche a 30 magari. Adesso andiamo a vedere, perché sono arrivati i prodotti alimentari. Ed ecco qua l'azienda Scomparin, guardate che radicchio meraviglioso,
e guardate come ce lo prepara. È proprio bravo questo uomo, proprio una famiglia bravissima. Ma quello che volevo farvi capire oggi, quando io dico che vorrei reddito di cittadinanza, che bisogna venire al Banco Solidale per capire la povertà, pensate, adesso vi do i dati. Allora, a gennaio 2018, nel mese di gennaio dell'anno scorso, abbiamo avuto 291 famiglie. Gennaio 2019, finito, abbiamo avuto 344 famiglie. Abbiamo avuto un aumento di 50 famiglie. Vi rendete conto? Quando io vi racconto le storie come stanno, questa povera gente che non ha i soldi neppure per farsi la spesa, questa è la dimostrazione. 50 famiglie solo gennaio abbiamo già in più nel 2019. Se non è povertà questa, qualcuno come la vuole chiamare? Allora avete visto questo banco solidale, avete sentito i numeri, 50 famiglie a fine gennaio più dell'anno 2018, sono tantissime, sono persone che hanno perso lavoro, che non riescono più a collocarsi e noi cerchiamo di aiutare. Chi vedete vicino alla Mirella? Mamma Beatrice e papà Gianluca del loro meraviglioso figlio Alessandro, con questa passione per la musica, però con questo viso pulito. Guardate che ragazzo, mamma Beatrice, cosa vuol dire crescere un ragazzo coi valori, per la musica, con l'arte? Cosa sei riuscita ad infondere a tuo figlio? Diciamo che ho cercato di assecondarlo nel suo talento, gli sono sempre stata vicino, è stato impegnativo per carità, perché l'ho portato a musica, l'ho aiutato insomma in tutti i suoi spostamenti, assieme anche a papà Gianluca, e adesso ci dà molta soddisfazione ed è proprio un bravo ragazzo. Avete sentito la mamma. Papà Gianluca, cosa vuoi dire? Beh, io voglio dire che noi abbiamo assecondato la sua passione, ma ha fatto tutto Alessandro, nel senso che se non ci fosse stata questa sua vocazione per comporre canzoni. Sta sorridendo Alessandro. Per comporre le sue canzoni, per suonare, per imparare a fare tutto quello che fa adesso, noi abbiamo fatto il nostro. Adesso sarà lui che camminerà, penso. Papà Gianluca, è più difficile dire no o dire sì? È più difficile dire no. Allora col no e con il sì di papà Gianluca e di mamma Beatrice noi vi lasciamo alla prossima canzone. Cosa ci canterai? Scivoli di nuovo. Se ne senza il microfono perché io gommi, perciò... Va, dillo a voce forte, vediamo se riusciamo a sentire. Allora, canterò una cover di Tiziano Ferro che si intitola Scivoli di nuovo. Allora, la regia, giustamente, che saluto e che ringrazio, Fabrizio Bassoni, Andrea Passo, Tony Esposito e il nostro grandissimo Alberto che mi sta inquadrando, che sono alta 2,80 metri stasera. Ringrazio tantissimo, lascio il microfono a papà Gianluca che glielo consegna ad Alessandro, grazie mamma Beatrice, grazie alle nostre ospiti, a queste madri coraggio che hanno fatto veramente capire quanto importante è fare squadra, unirsi per il bene comune, perché se si è uniti si fa molta strada. Andiamo a sentire la prossima musica e poi facciamo i saluti. Prego Alessandro. Ferito, le cose che non sono andate come volevi, temendo sempre solo di apparire peggiore di ciò che sai realmente di essere. Conti precisi per ricordare quanti sguardi hai evitato e quante le parole che non hai pronunciato per non rischiare di deludere. La casa, l'intera giornata, il viaggio che hai fatto per sentirti più sicuro, più vicino a te stesso, ma non basta, non basta mai. Scivoli di nuovo ancora come tu fossi una mattina da vestire, da coprire per non vergognarti. Scivoli di nuovo ancora come se
non aspettassi altro che sorprendere le facce distratte, troppo assenti per capire i tuoi silenzi. C'è un mondo di intenti dietro gli occhi trasparenti che chiudi un po'. Torni a sentire gli spigoli di quel coraggio mancato che rendono in un attimo un tuo sguardo più basso e i tuoi pensieri invisibili. Torni a contare i giorni che sapevi non ti sanno aspettare. Hai chiuso troppe porte per poterle riaprire. Devi abbracciare ciò che non hai più. La casa, i vestiti, la festa ed il tuo sorriso trattenuto dopo esploso per volerti meno male, ma non basta, non basta mai. Scivoli di nuovo ancora come tu fossi una mattina da vestire, da coprire per non vergognarti. Scivoli di nuovo ancora come se non aspettassi altro che sorprendere le facce distratte, troppo assenti per capire i tuoi silenzi. C'è un mondo di intenti dietro gli occhi trasparenti che chiudi un po' e non vuoi nessun errore, però vuoi vivere. Perché chi non vive lascia il segno del più grande errore. Scivoli di nuovo ancora come tu fossi una mattina da vestire, da coprire per non vergognarti. Scivoli di nuovo ancora come se non aspettassi altro che sorprendere le facce distratte, troppo assenti per capire i tuoi silenzi. C'è un mondo di intenti dietro gli occhi trasparenti che chiudi un po', chiudi un po'. Chiudi. Bravissimo, bravissimo Alessandro, grazie, grazie. Salutiamo Angela, salutiamo Nicoletta, Cristina, Daniela. Un grande abbraccio, permettetemi di farlo, a Sabrina Zambon che ha perso il suo papà Guido. Un abbraccio forte Sabrina, che è una nostra benefattrice, ti vogliamo bene. Ciao, a lunedì, Veneti Schiacciati. Ciao.